Beh, guardi, avere un ragazzo sotto i 30 anni che non lavora e due precari su quattro ragazzi è abbastanza inquietante. Io incontro quotidianamente ragazzi che cercano lavoro, hanno voglia di fare e hanno formazione e direi che questi ragazzi vanno aiutati sicuramente con le misure della regione per quello che possiamo fare, ma anche con delle leggi e una politica a livello nazionale che incentivi ovviamente l'assunzione di questi giovani. Ci sono tanti ragazzi che vogliono fare medicina, lei ha detto proprio questa mattina, insomma, togliamo questi test d'ingresso. Ma guardi, io sono contrario ai test d'ingresso, la vera selezione la si fa sul campo, bisogna invece bastonare durante gli esami all'università come accadeva nei miei anni. Io mi sono laureato nel 93, non c'erano i test d'ingresso, ma la gente spariva anno dopo anno. Questi sono i veri test d'ingresso. È inutile chiedere a uno di che colore era il cavallo di Napoleone se poi questo vorrà fare il medico. Questo è quello che accade nei test d'ingresso. Per il numero chiuso viene accentuato. Guardi, io sono contro i test d'ingresso, contro il numero chiuso, perché penso che i bravi ragazzi debbano avere le possibilità, anche gli studenti lavoratori che magari non hanno possibilità di andare a scuola tutti i giorni, ma debbono anche lavorare. Sa quanti premi Nobel abbiamo in giro per il mondo che non avevano il numero chiuso, non avevano i test d'ingresso e magari erano anche studenti lavoratori.